venendo da Monfalcone verso Trieste ci si imbatte nella località di San Giovanni di Duino, che in sloveno si dice Stiven. Al bivio, sulla sinistra, lasciandosi Monfalcone alle spalle, qua si notano un'ara e una chiesa, mentre sulla destra, alla base e alla sommità di un roccione carsico, c'è un insieme di monumenti. Tutti questi manufatti sono stati qui collocati in momenti diversi, ma tutti ricordano la Grande Guerra. Proprio in questa zona si svolsero terribili e sanguinosi fatti d'arme, come la cosiddetta battaglia del Timavo del maggio del 1917, oppure la battaglia di Flondar, una sanguinosa controffensiva condotta da truppe d'élite dell'esercito austro-ungarico contro le posizioni italiane che si trovavano alle pendici del Monte Armada. Siamo qui anche proprio perché c'è un luogo che molti conoscono, il famoso Roccione di Randaccio. Nel 1930 l'architetto triestino Arduino Berla, in occasione del bimillenario virgiliano, fece incidere proprio alla base del Roccione i versi dell'Eneide che parlano appunto del Timavo. Il primo monumento che abbiamo qui è dedicato ai famosi lupi di Toscana, che era il soprannome della brigata toscana, che fu protagonista dei fatti d'armi di questo luogo, ma si ricorda anche perché furono coloro che presero il Sabotino nel 1916. Il monumento si erge a poca distanza in linea d'aria del Monte Armada, il punto più meridionale raggiunto dall'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte carsico. Qui, in questo settore, la brigata Lupi di Toscana era giunta nella primavera del 1917 per sostenere l'azione della brigata Trapani nel periodo della 10ª massiccia offensiva sull'Isonzo. Un primo monumento, opera dello scultore Borgiani dell'Accademia di Brera, fu inaugurato nel 1938, un anno particolarmente drammatico per la storia europea e per la storia italiana. Nel maggio del 1945, durante i 40 giorni dell'occupazione jugoslava, questo primo gruppo scultoreo fu distrutto e più tardi, per iniziativa dell'Associazione Lupi di Toscana di Brescia, venne fuso un nuovo monumento, un nuovo gruppo, i Lupi di Toscana, appunto, a opera dello scultore Righetti. E il monumento fu inaugurato il 3 novembre del 1951, in un periodo insomma molto particolare, è ancora molto aperta la questione di Trieste. Nella stessa occasione fu restaurata e riconsacrata l'antica chiesa dedicata a San Giovanni Battista e che era andata distrutta nel 1917 durante il primo conflitto mondiale. Il secondo monumento è un cippo in memoria del maggiore Giovanni Randaccio, che era il comandante del secondo battaglione del 77° reggimento di fanteria della Lupi di Toscana, che qui cadde il 28 maggio 1917. Fu un'azione a cui partecipò anche Gabriele D'Annunzio. L'azione doveva conquistare la quota 28, praticamente D'Annunzio immaginò che riuscendo a fissare una bandiera italiana al castello di Duino, questa sarebbe stata vista da Trieste. Randaccio riuscì a passare la famosa passerella sul Timavo, anche questa azione faceva parte della 10ª battaglia dell'Isonzo, ma in questo attacco venne colpito all'inguine e quindi morì. Intanto si dipanava la tragedia dei fanti del 149° reggimento di fanteria della brigata Trapani. Questi avevano cominciato ad arrendersi o a retrocedere e sembra che D'Annunzio abbia ordinato di fare fuoco su questi uomini in rotta. Bravo D'Annunzio. Intanto il corpo di Randaccio veniva recuperato, riportato ancora vivo tra le linee italiane, e qui D'Annunzio appoggiò la testa del ferito, ormai prossimo alla morte, sulla bandiera tricolore che sarebbe stata utilizzata e dispiegata a Fiume come simbolo di quella spedizione. La bandiera è oggi conservata presso il Vittoriale di Gardone. Randaccio fu inizialmente sepolto nel cimitero di Monfalcone e successivamente fu traslato nel cimitero degli eroi di Aquileia, dove ancora oggi riposa. Provenendo appunto da Monfalcone, sulla sinistra si trova questo monumento, è un'ara dedicata alla Terza Armata.
ed è stato costruito in questo punto dal corpo automobilistico dell'esercito, ed è stato posto qui all'inizio della strada del Vallone, che doveva diventare una sorta di via sacra, no? Che univa questo luogo alla città di Gorizia. L'iscrizione recita: rispettate il campo della morte e della gloria.